titolo è Mille voci. Base. Ho fatto un giro e mi sono chiesto di cosa nutre il male del mondo. Ora che sono qua genuflesso, prego, prego fino in fondo. Si muove la luna intorno, ma tu ti muovi da sola. Credo che ci casco dentro il vuoto dell'abisso. E buona la notte più brutta, e dammi la mia buonanotte. In bilico e manca l'ossigeno, ti vedo e sembro ridicolo. Voce bassa nell'orecchio, aria gelida sul petto. Baciami solo sul collo, baciami e lasciami il segno. Se ti penso mentre canto, perdo il tempo a trovare le parole. E non mi importa, sono fuori rotta, ma non c'è una mappa che mi riporta da te. Mille voci cantano di noi, mille voci parlano di te, ma non conta se poi non è facile. Ma tu sei fragile così, tu mi piaci così come sei fatta. Tienimi stretto, che torno da te. Noi che siamo eterni senza tempo, noi che siamo eterni senza te. Baciami solo sul collo, baciami e lasciami il segno. Se ti penso mentre canto, perdo il tempo a trovare le parole. E non mi importa, sono fuori rotta, ma non c'è una mappa che mi riporta da te. Mille voci cantano di noi, mille voci parlano di te, ma non conta se poi non è facile. Ma tu sei fragile così, tu mi piaci così come sei fatta. Tienimi stretto, che torno da te. Ok, siamo andati fino alla fine del pezzo, è una cosa buona, non vuol dire ancora nulla, vado a chiedere. Parto da te, Anna. Lo voglio, lui e il suo coccodrillo. Banco, energia, forte, è piaciuto tantissimo. Parlo con questo, ok. E quindi sei dentro Amici tu, hai capito? Sono qua. No, sei lì, ti ha dato la maglia la Bettina. Ah, già, grazie. Grazie. Filippo? Me la posso dare? Sì, la puoi dare. Non avevo... Vieni, passa verso di me. Grazie Filippo. Grazie Maria, grazie a tutti. Devo dire che è emozionante stare qua perché poi nella mia carriera il mio unico giudice è sempre stato il cronometro, no? E avere invece delle persone umane che ti giudicano non è facile. Io, il mio consiglio è quello di credere sempre in te stesso. Oggi ti do un consiglio a te, quindi credere sempre in te stesso, perché dentro di te, dentro ognuno di noi c'è sempre un qualcosa che ci dà la capacità di superare gli ostacoli. Poi per tutti i ragazzi che sono entrati li faccio in bocca al lupo, e visto che siete entrati non rimanete nella vostra comfort zone, ma andate a cercare i vostri limiti e poi dovete avere il coraggio di provare a superarli, quindi in bocca al lupo. Grazie Filippo. Grazie Maria, grazie a ancora. tutti, ciao. Aspetta un secondo perché io mi sono fermato dopo Anna. Volevo chiedere a Rudy. Bravo. Grazie. Anna ha espresso una preferenza, io ti auguro di lavorare bene con Anna Pettinelli. Grazie. Lorella, vuoi dire qualcosa? Va bene così? Sì, no, lui è bravo, io però probabilmente non gli avrei dato un banco solo e semplicemente perché mi ricorda un po' Sangio. E devo dire che scherzo del destino ci assomiglia un po' anche fisicamente. I colori, Quindi subito i colori. dopo un anno come quello passato, francamente il lavoro da fare secondo me è... Secondo me non è assomiglia importante. assolutamente a Sangio, scrive in maniera totalmente diversa. Scusa Lorella, e sono convinta che ha della stoffa e verrà fuori nella scuola, mi piace moltissimo. Sì, ma Come infatti si chiama il sarà coccodrillo? Un bel lavoro. Sai che non ho... Cioè, me lo sa mio papà, non l'ho potuto chiederglielo. Mi sono dimenticato. Mi piacerebbe conoscerlo e sapere come Vero? si chiama. Anche ok? a me. Poi me lo fai sapere. Alberto, tu prendi il posto di Filippo che era lassù. Dietro te. Grazie.